Buonasera da Alessandra Ghizzo, bentrovati su Garage Music, torna l'appuntamento settimanale negli studi di Radio Veneto 1, scusate sono distratta subito dai miei ospiti, intanto saluto e ringrazio il nostro tecnico Nicola Marchesina e saluto, do il benvenuto. Che stasera non ha perso un colpo, è stato bravissimo. No, beh, come sempre. Grande Nicola! Scusate, è un po' di entusiasmo perché io sono veramente stanca. Abbiamo con noi Peter Punk. No, io sono insomma 15 anni, 16 di più, insomma. Che non vi ascolto. No, che desideravo avervi nei miei studi, come se non avrei mai creduto, mai immaginato, ebbene sono un Eccoci po' così. Allora, i Peter Punk sono Nicolò Gasparini, voce chitarra. A te. Stefano Fabretti, chitarra solista e cori, Ettore Montagnaro, basso e cori, Nicola Brugnaro alla batteria. Ragazzi, siamo in radio, dite ciao! Ciao! E naturalmente poi saremo anche in video sul sito veneto1.it. I Peter Punk, presentazione, si formano nel 1994, esce la prima demo nel 98, Cornflakes, ogni 2 anni insomma l'album, il primo vero album omonimo, Peter Punk del 2000, Ruggine 2002, 11 del 2004. Nel frattempo, in mezzo, nel 2001 abbiamo lo split album con i Moravagine, nel 2003 la raccolta Sarò Pornostar. I Peter Punk poi si sciolgono, capita, e l'ultimo album, quello del 2004 intendo, non ve lo siete neanche troppo goduti, cioè vi siete sciolti. Abbiamo interrotto il tour a metà, neanche a metà. Sì, ce lo siamo goduti veramente poco. Quante date? Abbiamo fatto una decina. Perché è uscito a settembre. No, forse meno di 10. Dicembre. Sì, è uscito a settembre e siamo sciolti a gennaio, dicembre. Beh, tu siamo a 2. Beh, insomma, poi avviene invece che poi le cose 10 cambiano. anni, esatto, le cose cambiano, i ragazzi diventano maturi e No. crescono in parte, le in parte. scarpe, no, cosa? In parte Vabbè, diventano capelli, maturi dopo aver suonato. No, basta. No, Capelli. dopo ho stroncato sei tutti maturato là. bene tu. E nel frattempo, appunto, dicevamo, dopo neanche 10 anni decidono di riunirsi, ma reunion che non è una reunion in quanto, insomma, c'è un album nuovo. Di solito per reunion si intende proporre i brani che Già Quelli si aveva. storici. Vecchi. che già si aveva, che quelli storici conosciuti, insomma, proporre date facili da presentare, e invece no, qua c'è la voglia di continuare e Voglia di rinascere. di rinascere. Sì, vero È Ettore? una nuova alba. Una nuova alba. Una nuova alba, non so come ti è venuto, ma Grande. Hai usato ha un termine origliato prima, corretto. cioè che è diverso. Insomma, ragazzi, questo spirito che rigermoglia. Inizialmente l'idea era di riformarsi in modo leggero, di fare qualche singolo all'anno, qualche video e promuoverci così magari per le date. Poi lui ha detto dai, ma ormai che ci siamo da 3 arrivare a 14, cosa vuoi che ci voglia? Niente. Cioè, basta buttarsi da un palazzo. Noi non Queste erano le conosciamo la testuali matematica. parole, Sì, è più del immagino. quadruplo delle canzoni che. Sì, che credo sia stato meglio così alla fine. Che poi la prima, diciamo, la prima volta che vi siete uniti era proprio per promuovere delle date, giusto? Così, nel quindi 2010. Sì, Uno esatto. sfizio, uno 2010. sfizio. Erano passati 6 anni e Per dopo soldi. per soldi. Lui sì, Tanti soldi. aveva dei parenti nelle favelas, doveva assolutamente mandare degli assegni, ha detto riformiamo il gruppo e via. Esatto. E invece il gruppo, insomma, rinasce da quando? Il 2013? Sì, poi Sì, abbiamo ripreso nel Sì, il 2013. 2013. Lui segna tutte le date, è Esatto, bravissimo. sono un calcolatore freddo. E niente, poi da lì metti in moto una cosa, metti in moto un'altra, le date, il disco, idee, ci ritroviamo per pianificare i video. Allora abbiamo fatto in questo nuovo album il nostro primo singolo, che è attualmente su YouTube, in ottima compagnia con Andrea Di Pre, che tu non sai chi è. Ma Thrasher. Thrashers è il titolo del pezzo.
E questi sono i miei colpi di tosse abbiamo devastante. 6 pezzi in scaletta. Comunque questo è il sempre punto. inerente al discorso sì. del il seme della follia. Sì. Fa parte di Che è il nuovo album, che è il nuovo nuove idee, album. dicevamo, Che è nuovi l'utopico testi. Nicola. Concettualmente fa parte di questo titolo Trashers. Infatti abbiamo usato, diciamo, questo fenomeno non per promuoverlo o per farci vedere, diciamo, ma perché i ragazzi stanno andando verso una direzione da seme della follia. Sì, una Comunque volta- poi, se vuoi, approfondiremo questo Sì, una volta discorso. andava di modo guardare i più bravi, ti attaccavi allo schermo a guardare i chitarristi, a guardare i cantanti. Adesso, almeno per quello che abbiamo visto, il pubblico guarda le cose demenziali, le cose di questo tipo. Allora noi abbiamo ben pensato di fare una parodia. Che Nicolò, in effetti, però è sempre stato così, però in maniera ridotta, cioè non si portava a mito il soggetto demenziale, cioè piaceva fino a là. Adesso personaggi Dipende anche dalla qualità, cioè perché Sì, no, hai ragione, bravo. perché cioè Lino Banfi che noi veneriamo è di ben alto spessore. no, no, qui non parlo Però di lui questo. recita. No, noi parliamo qui parliamo di attori. Anche Elio è un signor musicista, È un comico. Sì. è un altro, Però è io parlo intelligente. Dei programmi, forse anche televisivi, non so, io di su questo gente, argomento... scusate, non vorrei senza arte né parte, Mhm. che però adesso riempie locali. È pazzesco, cioè proprio né arte né parte, però grazie a questo fenomeno riempiono locali. Che si può anche collegare, appunto, stavi dicendo, a dei programmi tipo una volta era come cazzo Pupo e Secchione, insomma Guardavi solo te. Sì, varietà, eccetera. Ma devo No, ma dire che- infatti sono Sì, no. uomini, mettono uomini, Beh, già donne uomini e donne, assieme, cose così, No, ma dici, diciamo ancora- dialoghi che di... No, Però ma il più ancora simpatico, basso. il più neanche ridicolo, trash, il più secondo me, naturale perché una era volta quello c'era che... un trash forse che, cioè, creava l'aneddoto, creava la storia, ma adesso non è neanche considerabile No, no, il trash, noi c'è parliamo proprio proprio di un una punto cosa- interrogativo, no? Che dici, ma... Noi di fare i Backstreet Boys non avevamo assolutamente né possibilità né intenzione né voglia, quindi abbiamo deciso questo percorso demenziale, però calcando con un fondo solido la cosa, hai capito? Comunque dopo sulla No, copertina ci torniamo, è una parodia, adesso diciamo, di questa cosa. è il però se seme ascolti il la testo, cioè- copertina del Seme della Follia, che è il nuovo album appunto dei Peter Punk. Adesso iniziamo con la parte live, iniziamo da Giuseppe, Ok. Peter Punk. Tutta la serata a guardarla, pensieri di colore rosso mi rosavano per la testa, ma questo non lo so, non è per l'alito, ma se alzo il culo al più presto lo saprò. No, perché 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 no, wow, wow. Mi faccio di videocassette, giornaletti a tutto spiano, così mi passa il tempo, non è ciò che vorrei. Ho bisogno di qualcuno accanto a me da poter amare, basta che non mi dica di no. Perché no, 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 wow, wow,
E abbiamo iniziato da una storica, Giuseppe. Loro sono i Peter Punk dal vivo a Garage Music. Beh, ragazzi, la prossima appunto sarà una canzone del prossimo album. Abbiamo parlato del nuovo album. No, di questo, non del prossimo. Guarda che è spietato. È così. Lui non Esatto, parla va mai, ma bene. sta attento a quello che dici. Vabbè, un momento di default. E del nuovo album Il seme della follia, uscito nel novembre 2014? Lui le sa le date. Dicembre. Vedi? Dicembre. Come mai fare uscire un disco a dicembre? Chiederlo? È una scelta. per Natale. È una vero. scelta, pensata, voluta. per le ricorrenze, no? Dietro il Natale è un voluto. È tempo vero, di è vero, regali. ogni tanto... Abbiamo fortemente voluto questa uscita. No, perché io invece mi trovo sempre a scrivere la data 2015, quindi sembra più vecchio. Vabbè, no, niente. No, la Maestro- copertina, 2 cellulari, E 2 mani. cioè proprio ultra contemporaneo, c'è scritto il seme della follia, girando ci sono delle provette. Sì, che contengono del fluido corporeo. Eccole qua. Esatto. E se giri ancora, Questo- ancora tutto, gira ancora, gira, chiudi. Ci sono degli Chiudiamo. esperimenti di laboratorio. Tutto il giro Sono là. uscite queste. Questo qua Stiamo è bello. guardando il Sì, CD dei Peter Non Punk. so se si vede. si vede benissimo, è nitido. Guarda, apriamo anche i libretti perché Ma quindi Tieni. come mai questa scelta di mettere? Infatti molto sul messaggio. Questa è la trappola. È la trappola. Mm. È la facciata pulita che mostra l'Italia e dove diciamo la gioventù, chiamiamola così, dove i ragazzi stanno andando, cioè a una comunicazione sempre più legata alla macchina, dai cellulari ai computer ai tablet. E questo è una sorta di presa per il culo, diciamo, come dire, nel futuro i figli verranno concepiti tramite telefonino. Infatti vedi che da un telefono all'altro c'è un passaggio di spermatozoi. di fluido corporeo. Davanti a questa facciata tutta bella e ricca e decorata, dietro invece abbiamo i veri problemi che attanagliano l'Italia. Quindi Abbiamo titoli un di po' giornali, disastri, sfumato. terremoti e governo che succhia e quant'altro abbiamo, e potremo parlare tutta la sera di questa cosa qua. Una mettere incinta Nicola. E comunque tutte le grafiche del disco ruotano attorno appunto ai social network e tutte queste cose che stanno un attimo, diciamo, sopprimendo la comunicazione verbale che viene di cui sempre voi meno. siete esenti. No, a volte io porto l'esempio, tramite messaggi si fraintendono un sacco di affermazioni, di discorsi che si fanno alle persone. Quanti litigi hai fatto con tua moglie tramite messaggi? Io almeno Ma con la mia più che altro ragazza... quanti ne ho fatti No, tu vabbè. per tu? No, però tramite No, messaggi. tramite messaggio a volte si va giù pesante, tu lo sai. No, io non Ok? rispondo Ok, perché... ok, vabbè. Lei lo sa. Ho provato, Io lo ma so. non ha attaccato, vabbè. E poi tante volte con una chiacchierata, guardandosi negli occhi, parlandosi tra persone, le cose sono molto più chiare e ci si risolve prima. E purtroppo questi problemi vengono raccontati anche nel disco da Ettore. Pensavo che fosse una vostra intenzione di andare a lavorare in banca. Io sono La ragioniere. banca del Il vecchio bassista, sì. Tantissimo, scusate ragazzi. Beh, chiedi a Ettore che le banche che negare. No. Pieno i soldi sto qua. Pensa No, che no, compra le dice- macchine e gli banca rompe i di segni. motori. No, tanto dicevo per lui. così perché la prossima canzone si chiama I veri ladri e banche ladri. Era beh. proprio forzata, È collocata. Banca, ladri. Sì. Sì. Quindi parliamo di ladre del seme? Giusto? E Sasha Grey. Come? No, sì, ma ma io sono veramente è tutto contenta legato. di avere con me una Quante grande- parole nuove stai imparando No, ma sai stasera? cos'è? Perché quando non si sa cosa dire, devo impararlo anch'io, tipo con i clienti. Quando sono zitto, sono veramente contenta. È tanto tempo che volevo averti qua come ospite. Uno dei momenti morti. Di solito, sai cosa dicevamo? Nicola, ti vedi? Sopra il tavolo. Cosa che l'altro giorno fa lei a un'intervista, non ci posso credere, sono qui con gli Scared Free che hanno fatto il primo demo l'altro ieri, non ci crede, da 15 anni che li ascolta, è incredibile. Però sono formato. Non li ascolto. In realtà è tipo un tipo, non ci posso credere, sono qui. Lei dice sempre così. Ok, Ragazzi, questo è il secondo questa- pezzo dei Peter Punk.
si chiama I veri I ladri. ladri. È un nuovo Sempre pezzo. contenuto. E adesso a breve faremo anche un videoclip su questo pezzo che gireremo qui in terre nostrane. Come l'altro. L'ultima volta... È il 7 febbraio, no? È il 7 Sì. febbraio che suoniamo qui a Treviso. Esatto, Django. Beh, fatto 7. meglio non dare ancora la notizia. Allora, il concerto si verrà fatto, però il video non si sa ancora. Dobbiamo far combaciare un po' di cose, quindi non è sicuro che sarà fatto lo stesso giorno. Però il 7 febbraio Si se suona, volete, che è importante, si vederci suona. live, spaccare il culo, siamo qui a Treviso, al Esatto. centro sociale Django. E soprattutto ricordiamo l'ultima volta che Nicolò... Ma guarda che non è che ci stiamo salutando della puntata. no, ciao, grazie! Abbiamo poi oltre ai veri ladri, altri 4 Ladri. canzoni. Che se tu vedi le interviste vecchie anche su Rock TV, l'ultima volta che ha detto che dovevamo fare un video il gruppo si è sciolto. Appena detto. E comunque dai, vai. Peter Punk, I veri ladri. Urlano i pazzi nel tempo di crisi, la gente non mangia, ginocchio arreso. Se all'evidenza di un nuovo ceffone, la guancia mi fa male. Nuovi suicidi non smuovono niente, le lacrime a terra in un attimo asciutte. Se poi qualcuno è costretto a rubare, prepara l'evasione da questa mia nazione. I veri ladri siete voi, i veri ladri siete voi. E ha rubato poi tutti i sogni miei. E siamo dei pesci in fondo alla rete, il nostro futuro è in mani sbagliate, ma nuotando assieme in una direzione potremo uscirne, sai. Ma se poi la nave ritorna al nuovo schettino, la guida e la fonda, siamo dei geni nel farci arenare, prepara l'evasione da questa mia nazione. I veri ladri siete voi, i veri ladri siete voi, e ha rubato poi tutti i sogni. I veri ladri siete voi, i veri ladri siete voi, e ha rubato poi tutti i sogni miei. E abbiamo ascoltato I veri ladri dall'ultimo album dei Peter Punk. Loro sono i Peter Punk Live a Garage Music. L'ultimo album è Il seme della follia. E prima di dimenticarmi di fare questa domanda, il nome, chi è che l'ha deciso? Matteo Campi.
Che è? Un ragazzo non è il suo che... vero nome in realtà. Campi Matteo. No. Si chiama Campi di nome, Matteo è il Ah, cognome. giusto. Il nostro, Ciao, no, il Campi. nostro paese che all'inizio cantava con noi Vero? all'inizio, sì. Sì, proprio all'inizio avrà all'inizio. fatto 2 prove. C'era una canzone. Radio. No, Cioè, cantava Smell Like Teen Spirit. Esatto. No, praticamente eravamo seduti in gelateria E voi quanti anni avevate? 15, una 14, 15. 15. Quindi Lui è passato, gli facciamo Campi come potremmo chiamarsi? E lui fa Peter Punk, va bene, grazie. Basta. Era stato per Così. 20 anni. Poi aveva detto che aveva letto un Dylan Dog che appunto Ti giuro, raccontava che c'era sto Peter Punk, però non ricordo nemmeno la Ma è puntata. stato un flash perché lui stava passando, noi ci siamo girati, gli abbiamo fatto questa domanda, lui ha detto Peter Punk è andato via. Sì, era un E proprio personaggio- l'altro giorno Totalmente- Era un personaggio riportato su un fumetto di Dylan Dog. Sì, su sì, un sì. numero, adesso non mi ricordo quale, però. Appena detto Sì, lui. ma di fatto ha detto mi sembra. ma però lui era non era qui, è appena entrato, non hai visto No, sai l'ombra. cos'è? Anche se io non c'ero nel gruppo, mi sembra che il nome sia preso da un capitolo di Dylan Dog. Non so, sicuro. Quell'epoca c'erano i cosi, i flashback. No, perché ho sentito che il vostro nome basta. Dai, dillo anche te, Dillo. dai! Ho sempre sognato Di dirlo. Il Campi è sempre sognato, non lo conosco neanche io, non c'ero neanche. Che tra l'altro... Non No, serve invece neanche. quando Ha è che postato, avete scusa. avuto il sentore di, insomma, diventare un nome conosciuto proprio nel panorama italiano? Beh, non è che lo decidi, lo costruisci piano piano. No, ma quando hai capito che... Quando vedevo che veniva gente a vederci. Quando ho iniziato a vedere che i CD venivano Tipo il comprati, primo richiesti. album, cioè che periodo è? Me lo Io quando ricordate? iniziavo a vedere le persone cantare, Mm. quando, cioè, mi ricorderò sempre quando le prime persone cantavano le canzoni che Ma erano non appena nostre, di uscite. altri gruppi. Là ho detto, cazzo, conoscono quello che abbiamo scritto? No, non è Sì, possibile. soprattutto che eri fuori dal Veneto, magari che eri. Meglio a fuori Bologna. che dentro, incredibile. Cioè andavamo in Sardegna e la gente cantava le canzoni, ci faceva cantare le canzoni in piazza lì perché dovevamo cantare così e noi cantavamo. Sì, Sì, la prima volta in domani Sardegna- venite a mangiare a casa nostra, assolutamente. Cioè, c'era un effetto calamita di amicizia immediata, piacevolissimo. e amore nei nostri confronti, cioè della nostra musica e nei nostri confronti era... Questa sensazione di vedere la gente cantare, di vedere la gente che andava nei negozi, chiedeva il disco, ci telefonava per sapere se potevamo spedirgli le magliette, era un fantastico sentore che avevamo intrapreso una strada, per carità, da costruire, ma una strada giusta. Una che strada che stavamo poi... facendo qualcosa di buono. Sì, soprattutto- mattone per mattone siamo riusciti a far diventare i Peter Punk una band seguita a livello nazionale e anche in Svizzera, non oltre. E poi c'erano le maglie tarocche al mercatino a Bologna. A Bologna, È vero, alle anche montagnole, là, non so anche come- il top. La montagnola, sì. Anche le Sono rimasto toppe. colpito. Io sono andato là e gli faccio, ma quella maglietta? E lui mi risponde, 12 euro. Io faccio, no, ma come, ma perché le stampate? Chi ve le dà? Ah, ce le fa una fabbrica qui nella zona perché ce le hanno chieste a Pensa. Bologna e a me ha fatto piacere. Mi Pensa sono che c'è- gonfiato come un pavone in quel momento. E c'erano ancora le lire e gli hanno detto 12 euro. Guarda, Esatto. sapevano già che Io poi ho sentito uno svarione, mi sono svegliato in un'astronave, era tutto a posto. Navigator. Doc. No, adesso non mi ricordo, euro, lira, devo ancora capire No, la però è differenza vero, adesso. c'era sta storia a Bologna. Pazzesco. Poi ho pagato, Sì. l'ho comprata una e l'ho pagata in franchi per mettergli in culo al tipo. Comunque, Ragazzi, andiamo avanti con il live. Peter Vamos. Punk, la terza canzone a letto con Selene e questa è Tratta da 11, l'ultimo 11. disco E prima io sono quello del lungo prima tour. dello E scioglimento. io sono senza voce. Genitori a letto quando spaccano la X. Tutto quello che volevo adesso è qui davanti a me. Mi si accende il desiderio quando schiaccio il tasto play. Poi sogno un'altra posizione, stretto accanto a lei. A letto con Selene, a letto con Selene, a letto
il live a Garage Music. Questo era il buffone di corte. Siamo naturalmente a Garage Music, loro sono i Peter Punk e i Peter Punk sono Niccolò Gasparini, Stefano Fabretti, Ettore Montagnare, Nicola Brugnaro. Mi dicevano a microfoni spenti durante la pubblicità. Adesso facciamo una domanda seria, tocca alla domanda seria. Chi decide i testi? Dove avete C'è mangiato? proprio la domanda richiesta. No, non è che decide i testi. No. Era un suggerimento, parliamo dei testi. Parliamo dei testi, vabbè, parliamo. Già contro Sì, già stizzito dalla cosa. Esatto. E Ettore sarà offerto. Sì, mi era offerto. Allora, parlando di testi, si è cercato di prendere un po' tutte le nostre emozioni, e sia dal lato appunto sempre così scherzoso, che noi siamo sempre con lo scherzo, però alla fine abbiamo quella follia, sempre Scherzosa riflessiva. Inerente Con la vena sessuale all'album anche. insieme della Esatto, follia. insieme alla follia, però c'è sempre, abbiamo una coscienza, sembra incredibile, ma abbiamo questa coscienza qua per le cose giuste. Parla Ad per esempio, esatto, io ad esempio sono uno dei Esatto. pochi che pagava il biglietto degli autobus, è una cazzata, però noi abbiamo senso, un'etica, noi un'etica. abbiamo un'etica incredibile, e appunto si cerca anche di trasmettere attraverso i testi le nostre emozioni, ed è difficile, dopo aver fatto anni di tanti testi, riuscire a non risultare sempre banale. Ad esempio, Anzi no, beh, quello che vi caratterizza è anche... perché parlare di Sasha Grey, però poi se Sasha Grey Tu sai chi è? Una pornostar. È una pornostar. Sai chi è Selene? Amata dalle nuove generazioni. La famosa pornostar Selene Amata dalle nostre generazioni. e dalle sue mani. Esatto. Vabbè, praticamente già vedi secondo me un salto anche come costruzione di testi da Selene a Sasha Grey, come è raccontata la storia. Si è cercato di curare di più il testo, il dettaglio, e secondo me c'è stato questo sforzo e questo esprimere questo sentimento che anche dopo tanti anni siamo sempre dementi, perché alla fine lo siamo dentro, sempre con la battuta, sempre col pisello fuori, sempre con tutte queste robe qua. La merda e tutte Fisciate. quelle robe là. Però, Che bello. Che sguazzare. dai, no, però noi non siamo solo questo, noi siamo anche riflessione, noi siamo pensare Insomma, positivo. tratteggiate la realtà Sì, con con questi testi le Non vostre... abbiamo paura di nascondere nulla. Diciamo che saltiamo da un estremo all'altro con una Esatto. facilità incredibile. Esatto. E poi c'è questa responsabilità del lavoro, dei figli, dei matrimoni. Pulito, sporco, intelligente, stupido, hai capito? Saltelliamo. Cioè, è tipo come Cos'ha dicevano lui? una volta i Carcass, Devi andare in bagno. dicevano che praticamente hanno cambiato talmente tante situazioni che potevano andare veramente da un funerale ad una festa in un batter d'occhio, e mutandosi. A volte ci è capitato che di fare dei brindisi a dei funerali perché ci siamo confusi un attimo. Vedi, io prima Ma non l'abbiamo fatto apposta. Che facciamo parlare di robe serie? Se dopo Appunto è un c'è sempre estremo quello, all'altro e no? basta. Però è stata bella. Sì, però c'è sempre, noi siamo Tu sempre sei con la battuta. dall'estremo. Ma che estremo, questo qua. Non l'ho mai visto così, se posso dire. No, Però ho detto dai. delle cose E, sentite. Esatto, e questo appunto nell'ultimo periodo, dopo che vi siete ritrovati, o lo constatate No, è una cosa che prima no, quanto è sempre adesso? stata così. Dopo È proprio una combinazione che crea i Peter Punk. Anzi, addirittura nel primo disco veniva meno questa cosa. Eravamo ancora un po' più seri. Poi col tempo siamo andati un attimo. Esatto, dopo l'11 settembre tutto è cambiato. No, anzi, il secondo disco addirittura era, come a livello di testi è stato ancora più serio. sì. Poi da 11 abbiamo lasciato spazio anche a questo nostro modo di essere più cazzone. Però senza tralasciare gli aspetti un po' più impegnati, più seri, impegnati. Esatto. Noi abbiamo appunto ascoltato il buffone di corte, che bene o male si ricollega anche a questo discorso. Sì. Il pezzo che ascolteremo dopo invece è Thrashers, e qui avevamo già anticipato un personaggio Andrea che Di Pre, l'avvocato e critico d'arte Andrea Di Pre, e che tu non sai chi è.
Aspetta, ti mostro la faccia intanto che parliamo, così mi dici tua se... figlia quella. Ricordiamo Vabbè, che ma- la puntata si può poi vedere sul sito veneto1.it. Andrea Di Pre, mentre lui cerca... guarderà anche lui. Beh, volete Sì. raccontarci? Comunque è stata una bella esperienza. Lui diciamo è il promotore di questo fenomeno trash. Consapevole o no? Sì, sì. Come? Super consapevole. Ah. Sì. E noi abbiamo voluto fare una parodia appunto perché siamo rimasti a bocca aperta del fatto che band che si impegnano in sala prove ore e ore faticano a fare un po' di gente nei live e certi personaggi appunto che non hanno né arte né parte riempiano i locali. Noi abbiamo fatto questa canzone dall'aspetto un po' ironico e appunto abbiamo chiesto al capostipite di questo movimento di presenziare Esatto. all'interno del video. Gentilissimo cioè proprio è stato ok. disponibile. Ah. Tra l'altro È lui stato là 2 giorni, conosceva 2 la giorni. band e addirittura diceva di essere onorato di partecipare al nostro video e noi non credevamo cioè lo vedevamo proprio preso bene dalla cosa, Invasato. ci ha fatto molto piacere, abbiamo instaurato un buon rapporto. Comunque lui alla guarda, c'è fine- poi alcune foto. Riprese perché poi esatto, lui si è divertito Dopo vai a vedere molto. su Bene. YouTube. Ma sei quella che in Austria è rimasta chiusa nel sottoscala per 20 anni? No, però in effetti per molti anni non ho avuto la televisione, non ho avuto... Anch'io l'ho boicottata per anni. Ho abitato quando vivevo altrove. Te vivendo in televisione? coppia. La televisione parli? Sì, non avevo la Io da quando è arrivato il satellitare non ho più voglia di guardarla come una volta perché è diversa, complicata, è uscita un po' dai... Vero? Anche mi dicevi anche l'altro giorno. Sì, infatti non sono più ghiotto di televisione. Sono ghiotto di altre cose. Esatto. Di perinei. Vai. Tranquilla. Ok. Tutto a posto. Il primo singolo, no? Di Storia Sì. della Follia. Trashers, adesso ce l'ascoltiamo. E potremmo Vai. anche vederlo su YouTube. Guarda che Chiaramente. c'è il video? La Sì. bombardata. Abbiamo detto e loro Così sono vedi di Peter anche Punk. catafratto Andrea Di Pre nel video che era bomba. Peter Punk, Trashers. Noi siamo i figli di rapper canazzo, dei fenomeni nati dal web, amaliati dall'arte distorta, gli esponenti del popolo trash. Noi siamo il meglio che offre questo circo, signori, entrate, sarete parte dello show. Alza il pugno chi si sente figo e in galera non ci finirà. Chi ha guardato gli occhi dei bambini nella povertà. Porta voce urlanti di un delirio, casi umani della società. E dal cielo sopra terra gira il pancia ti proteggerà. Chi si spoglia in diretta, chi dei piedi alla fissa, chi si sente felice parlando di swag e chi l'estate aspetta già. Oggi abbiamo più grinta ma manchiamo di spin. Vieni avanti cretino, braccetto con me, perché ne sento nostalgia. Noi siamo i figli di rapper canazzo, dei fenomeni nati dal web, ammaliati dall'arte distorta, gli esponenti del popolo trash. Aspetto soltanto che arrivi il mio momento per darvi il peggio, mi vengo alla notorietà. Guarda quanto in basso sei caduto, tra gli abissi della dignità. Sei emerso dalla tua palude di mediocrità. Che agli dipinti faccio un bel sorriso, ma una storia che finisce qua. Io dico proprio quella gente che ti ha eletto come nuova star. Ma che più sei demente, più conquisti le masse. Parlare le bocche, tutti sanno di te, ma non so quanto bene sia. Non so quanto bene sia. Togli spazio vitale a chi davvero vale. Non so più che pensare, ma l'artista chi è? E alla fine rido anch'io. Noi siamo i figli di rapper canazzo, dei fenomeni nati dal web, ammaliati dall'arte distorta, gli esponenti del popolo trash. Li scopre, li cresce e orchestra ogni momento. Dal fondo noi siamo i catapratti di Pre.
A Garage Music Live i Peter Punk abbiamo ascoltato Treasures, primo singolo del nuovo album Il seme della follia. Siamo nell'ultima parte dell'intervista e non vi abbiamo ancora chiesto il vostro punto di vista sulla scena odierna del punk italiano, anche internazionale, se per carità volete dire, il confronto diciamo con quello che era fine 90, 2000, inizio 2000. Sia dalla parte dei gruppi che erano protagonisti, sia anche dell'interesse del pubblico. Forse è restata solo la musica e finita l'ideologia. Perché noi siamo nati comunque a metà degli anni 90, 94, 95, che c'è stata un'esplosione, una nuova esplosione, grazie un po' ai Nirvana che sono venuti fuori, sono diventati più famosi, hanno fatto iniziare un sacco di gente a suonare musica alternativa, Esatto. punk rock, esatto. Musica Come un'esplosione semplice. che c'è Era un stata negli periodo- anni 70 si è ripetuta È in stato un'altra un periodo forma. molto prolifico e tanti ragazzi hanno iniziato a suonare, poi alcuni si sono persi, hanno cambiato, hanno visto che non pagava magari la musica e hanno cambiato strade e c'è chi è rimasto a fare musica. Fortunatamente c'è stata un'altra esplosione nel 2000 di punk rock in America grazie a gruppi come Blink 182 Green Day. No, e Green quindi Day, sì, Green Offspring. Day prima erano stati e tanta gente ha iniziato ad ascoltare questo genere e un po' siano stati coinvolti, diciamo, e anche quello era un buon periodo, c'era un sacco di Sì, gruppi sì. che facevano il genere. Poi 2003-2004 Che là però dall'underground abbastanza Sì. oscuro che era, già era una sì, cosa era un po' già- più era- studiata, sì, commerciale. esatto, era già Mainstream. stata Però in Italia insomma invece si iniziava Forse con non è stata proprio con studiata voi- da parte dei gruppi, è No, l'esterno che si è chiaro, interessato. sì, dalle l'esterno, case discografiche, televisioni, un po' il... È la gente che si è interessata al punk rock. Noi abbiamo Ah, beneficiato ok. della Sì. sì. Oggi chi fa le recensioni Sì. di questo ultimo disco ci etichetta come una band anni 90 e a me questo piace particolarmente perché andiamo a portare ad oggi quello che avevamo creato in un'epoca precedente. Mi sembra molto meglio adesso di tante band merdose che ci sono adesso. Orgoglio a parte. No, sai cosa? Però credo che si sia consumato un po' l'ideologia e sia restata solo la musica. involucro. Perché alla fine dici punk, però lo vedi solo come musica, non come movimento o attitudine. E secondo me questo è andato a consumarsi con gli anni. Poi il punk recentemente si è imbastardato con magari l'emo, con questi generi musicali che secondo me lo hanno un po' rovinato. Cioè, secondo me dovevano rimanere delle direzioni più calcate, Ad invece... esempio, secondo me il massimo del melodico per Peter Punk c'è più melodici, noi siamo tanto melodici, belli veloci, melodici, però più melodici. È troppo, hai capito come? E si è andato troppo su quella direzione là e poi infatti è tutto imploso e adesso Nicola ad esempio fa parte della scena hardcore, quindi Vecchia scuola, Vecchia diciamo. scuola, lui. Roba Con- urlata, roba underground. Con che no, gruppo? ho un altro progetto parallelo. Beh, possiamo anche nominarlo, insomma, Sì, nessuno è geloso. Con i vetro. e già là è più scena, parlavamo giusto ieri. Là c'è sempre Sì, c'è C'è una un, bella c'è un scena- movimento, c'è un movimento di persone che credono particolarmente in quella C'è scena. una bella scena hardcore. Diciamo che il punk rock è stato proprio sezionato e nessuno alla fine segue niente perché o l'estremo, sai, proprio il punk Sì, che ne so. che poi che è più crust, cioè nel senso il punk non segue più il punk, cioè segue proprio quelle robe sì, Che sì, poi sì, è uno tipo- stile di vita, il vero punk, la cresta, il chiodo, il centro sociale, cioè tipo è un'ideologia. Nicolò Compost, metti quello l'esempio schifoso, perché è ovvio, sai come lo dico io, ma nel senso buono lo sa Dai. benissimo, lo sa. No, lui rappresenta secondo me, cioè anche sì, perché anche c'è quel menefreghismo, però anche un modo di pensare abbastanza sull'estremo lui. Però è tanto fermo nelle sue convinzioni, è questo da ammirare. Hai La capito purezza, come? cioè... È più puro, però quella purezza là, se tu gli chiedi cosa ascolta veramente roba pesantissima, Sì, sì, che non è più punk. sì, sfocia in altre sfumature tipo metal quasi a volte. No, Ma faremo però- una puntata un'altra volta solo su questo. No, quello che voglio dire è che di gruppi giovani o di gruppi insomma No, che hanno non- anche la loro storia? Perché quello che volevo chiedere è anche, cioè La scena attuale. esatto, Che il Gente che ha l'amaro in bocca.
La scena attuale Non è facile mettere non in hanno- moto una band, una band, parlando di macchine, Ettore. Che io prima sono rimasto a piedi per venire qua e lui non è neanche partito con la sua macchina, quella è la zia. E no, dico, paragonando una band moderna a un mezzo, non è facile metterlo in moto, ci sono troppe cose da fare. E crisi, malcontento, non hai così tanta voglia di suonare. Una volta non lavoravamo, eravamo tutto il giorno in sala prove, se non eravamo in sala prove eravamo tutti in giro con lo skate, era una situazione diversa, la musica calzava a pennello. secondo me tenevamo sulla scena, nel senso andavamo a vedere altri concerti, andavamo nei centri sociali, parlavamo con i ragazzi, con le persone, cioè tenevamo alto un movimento. Purtroppo gli impegni di vita hanno fatto sì che questa cosa venisse sempre meno, perché c'è chi... Tendono a isolarti comunque. Ma poi cosa sempre voi crescendo, mi sembra di capire? No, perché crisi, dicevi oggi, un po' insomma la società che sappiamo come va, cioè dovrebbe essere un po' la ribellione che vuole parlare. Ma invece, troppo però appunto crisi. delle guarda qua, la esatto, ribellione. Questa no. qua attualmente c'è E questa questa ribellione. qua, per Questa chi ci sta ascoltando, stiamo mostrando il esattamente. CD, il seme della follia in avendo video, dietro questo. e sono i due cellulari che quindi Questa È diverso, sai, proprio anche l'aggregazione. Sì. L'aggregazione, è ecco, quello là è completamente diverso. Oh, io vedo anche a pranzo, a volte si parla, ci si coinvolge. Adesso sono tutti col cellulare che fanno così e noi stessi lo siamo. Lo vediamo. Lo viviamo, per quello poi ci siamo anche sfogati e rigettati su un disco così. Perché è diventata per ora la moda, l'esecuzione del momento proprio. Una E roba. anche per questo, scusa, abbiamo come si dice, fissato la data al Django, al centro sociale appunto Di che Treviso? è appena nato qui a Treviso, appena nato, sì, non mi sembra tanto tempo che- Da poco. per vedere e per toccare con mano se c'è ancora la possibilità magari di creare qualcosa, venire in contatto con i ragazzi che occupano, che comunque hanno o creano una scena. Sì, Stefano ha detto una bella cosa anche parlando internos, che proprio ritornare e ripassare sopra le nostre origini. Cioè noi comunque per crescere siamo passati nei centri sociali, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto le nostre date gratis perché si doveva La fare... seconda data dei Peter Punk l'abbiamo fatta con quel signore là, la seconda data. con L'ha Nicola detto ai lavori. Marchesin, Sì. il nostro tecnico. Abbiamo suonato che era sempre messo all'agro, così senza vestiti, anche lì. al centro sociale che c'era signoressa nel 90, cos'era? 96, 95, e per noi era la seconda data, il secondo concerto della nostra vita, e c'era anche il gruppo di Nicola. Proprio l'altro ieri abbiamo sfogliato delle foto, abbiamo visto che era... Tra l'altro ho visto su Facebook che state lanciando un annuncio proprio a proposito delle Brava. foto. Vogliamo Ah sì, ripeterlo, possiamo dire ricordarlo? che allora tutto è nato a un concerto. Avevamo suonato di spalle ai Rumatera e la gente proprio non ci conosceva, cioè Al come se Deposito fossimo- Giordani, no? Era la data. esatto, bravissimo, Pordenone. come Brava. se fossimo un gruppo sconosciuto. Io comunque sono orgoglioso di quello che ha fatto questa band. Allora mi sono detto, no cazzo, adesso facciamo un libro dal 95 ad oggi, diviso per dischi, quindi tutto quello che è successo nella fascia di tempo, che ne so, da Cornflakes a Peter Punk, lo raggruppiamo con volantini, foto, aneddoti eccetera, e così per ogni disco. E quindi abbiamo avuto questa idea di fare... Stiamo raccogliendo qua e là il raccogliendo materiale. anzi ne approfitto se qualcuno all'ascolto ha del materiale riguardante appunto i Peter Punk, Video, volantini, qualsiasi cosa. video è un po' difficile da mettere nel libro, però Eh, no, quelli li possiamo postare Sì. in internet, hai ragione. Sì, che ce lo mandi, si mette in contatto con noi. Magliette prese alla Montagnola di Bologna. Esatto. brava. In euro. Sì, tanto per Un far euro, cioè, vedere... eravamo avanti anche in quel senso, hai capito? Per far vedere a chi non ci conosce che comunque sta band ha una storia, insomma. Vedi che c'è anche il lato Madonna. serio, appunto.
No, ma l'abbiamo, Siamo penso, partiti da- detto dall'inizio alla fine che il Peter Pan, Adesso Nicola vomita per portare tutto a... Ne hai parlato di buttare- scena, Nicola, se il Ragazzi, siamo ai saluti. Abbiamo, il CD lo troviamo appunto durante i concerti. Una delle prossime date al Django. Non so se ce ne siano altre per i prossimi mesi o comunque Sì, su tutte fuori Veneto Facebook, comunque. Peter Punk, ecco, c'è tutto online. E qualcos'altro da ricordare? Niente, che è in lavorazione appunto il nuovo video, I veri ladri, però comunque sì, è in lavorazione. Abbiamo fissato delle date. Il libro l'abbiamo detto e adesso insomma siamo ai saluti. Siamo proprio ai sì. saluti. Dobbiamo ascoltare l'ultimo pezzo, impossibile, ma intanto io Che abbiamo ringrazio- dedicato a te perché era l'unica che ti ricordavi. No, anche la C'era prima, anche Giuseppe. anche Giuseppe. Esatto. Ragazzi, gli altri erano nuovi. Sono Che passati. ne ha detto, ah sì, quella che fa Anche- Wanna see the planet in inglese. Ho detto, no, non è quella, ragazzi. Wonder Sia, Mamma mia, non me ne va bene una. Grazie a Nicolò Gasparini, Stefano Fabretti, Ettore Montagnaro e Nicola Brugnaro. Grazie ai Peter Punk per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao, buonanotte, buongiorno. Ciao. Ciao.